Più acqua che occasioni nello 0-0 tra Castellammare e Marineo nell'anticipo della terza giornata del Girone A di eccellenza siciliana. Mione ritrova Milana, l'unica novità di formazione rispetto all'1-1 contro l'Aspra, con Pizzolato che parte dalla panchina, ancora assenti Tarantino per squalifica, Adamo, Cardinale, Virgilio e la mattina un cambio anche per Vigneri rispetto al 2-0 subito per mano dell'Athletic Palermo. Torna titolare Capitan Maggio dopo lo stop di inizio stagione al posto di Nunes Correia, out Corrao e Falsone, entrambi per squalifica. Prima di iniziare il minuto di silenzio in ricordo di Giorgio Napolitano, ex presidente della Repubblica, scomparso nella serata di venerdì. Spunto Castellammare, Messina avanza in fascia, in mezzo va, vince il rimpallo su Maggio, difficile però mettere potenza, la prende Sendin. Il Marineo risponde un po' allo stesso modo, D'Agostino sterzata su Lampo, dentro per ribaudo, delicato anche lui. Poi l'occasione più grande di tutta la partita, angolo di Zerillo, tocca di Peri, Dubo Morales, il palo salva Di Paula. Dall'altro lato Messina ci prova su punizione, Mantegna di testa all'indietro in angolo con qualche rischio. Altra punizione stavolta per il Marineo, parte Maggio Di Paula, la allontana dal palo. All'intervallo cresce la pioggia al Matranga, ripresa condizionata, avanti il Castellammare sempre in piena area sugli sviluppi di una rimessa laterale, potente sì ma non preciso. Maggio su punizione per il Marineo, Frisella in barriera è decisivo perché stava per arrivare a De Luca. Messina per il Castellammare invece calcia direttamente sul fondo, ancora Marineo con un'opportunità sprecata. D'Agostino viene lanciato bene, Cagliozzo lo trattiene, D'Agostino vorrebbe la punizione, non preferisce continuare a correre. Tentativo anche per Nunes Correia, entrato dalla panchina, Di Paula si distende, il Castellammare libera. Nel finale l'ennesima punizione di Maggio bloccata da Di Paula. Primo pareggio nella storia tra le due squadre, Castellammare che almeno interrompe una striscia di 8 partite con gol subiti, Marineo che continua a rimanere a secco di gol in campionato e di vittorie. Prossimo weekend, prossime sfide salvezza, Castellammare a Casteldaccia, Marineo contro il Fulgatore.